Venerdì 15 ottobre scatta l'obbligo del Green Pass per i dipendenti pubblici e privati. Lo prevede il DPCM che ha fissato le linee guida adottate dal capo dell'esecutivo Mario Draghi su proposta del ministro della pubblica istruzione Renato Brunetta e dal ministro della salute Roberto Speranza. Il decreto interviene anche per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Oltre ai dipendenti della singola amministrazione sono soggetti all'obbligo di Green Pass i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, consulenti e collaboratori e i frequentatori dei corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all'interno degli uffici posta d'ufficio o privata. Sono esclusi dall'obbligo soltanto gli utenti. Il datore di lavoro sarà libero di organizzare il controllo del Green Pass che potrà avvenire all'accesso evitando ritardi e code durante le procedure d'ingresso, successivamente a tappeto su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale. Per le verifiche, spiegano sempre fonti di governo, si potrà usare anche l'app gratuita Verifica C19. Il DPCM prevede maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscite stabilite dalla singola amministrazione. La mancata presentazione del Green Pass sarà considerata assenza ingiustificata al lavoratore, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento per la giornata lavorativa non prestata. Il lavoratore pubblico o privato è considerato assente, ingiustificato, senza diritto allo stipendio fino alla presentazione del Green Pass. Lo ribadisce una FAQ del governo sull'obbligo del Green Pass. Le sanzioni per chi accede al lavoro senza pass vanno dai 600 ai 1.500 euro, più le sanzioni disciplinari dei contratti collettivi di settore. Oltre allo stipendio si perde ogni altra componente della retribuzione anche previdenziale con carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario. I giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.